Plauso pubblico ai maestri artigiani Regione del Veneto al Teatro Comunale di Vicenza domenica 26 novembre. Vediamo. Ospitato al Teatro Comunale di Vicenza, l'evento ha sempre rappresentato per il mondo dell'artigianato una giornata in cui si celebrano l'orgoglio e la tenacia degli artigiani, ma anche la loro innata capacità di saper leggere il tempo che vivono, adattandosi ai cambiamenti senza per questo snaturare il loro lavoro. Quest'anno il palco è stato particolarmente vivace, considerati i 23 maestri artigiani Regione del Veneto, i 3 dirigenti artigiani benemeriti, i 3 pensionati artigiani benemeriti e l'imprenditore d'eccellenza. Nel corso della cerimonia sono stati premiati inoltre 5 collaboratori in forza in azienda da almeno 30 anni. A tutti loro sono dati i complimenti del presidente nazionale di Confartigianato Imprese Marco Granelli e del presidente provinciale Gianluca Cavion. Una grande giornata piena di emozioni, ma soprattutto di grande gratificazione per questi maestri artigiani che oggi abbiamo premiato, e un ringraziamento particolare va alla Regione che ha voluto valorizzare questo ruolo di persone che hanno dedicato la loro vita al lavoro, hanno dedicato passione, hanno creato posti di lavoro, hanno dato la possibilità di crescere a tutto il nostro territorio. Non dimenticando anche il fatto che sono riusciti a creare tantissima occupazione e trasmettere il saper fare a nuove generazioni. Dunque questo impegno è un impegno che noi vogliamo portare avanti come Confartigianato Vicenza, perché ci gratifica, ma soprattutto gratifica queste persone che hanno dato tanto al nostro territorio. È stata una giornata veramente straordinaria e molto emozionante. Sentire tanti imprenditori, tante testimonianze oggi che hanno messo assieme passione, coraggio, innovazione e tradizione. Quindi un messaggio che dobbiamo capitalizzare oggi per poter rendere sempre più centrale e dare l'importanza che merita il settore, il comparto dell'artigianato. Io credo che oggi siano momenti delicati, momenti di difficoltà, però sono assolutamente convinto che dobbiamo mettere in campo sempre ottimismo e fiducia, perché abbiamo quella che io definisco arma di conquista di massa, che è il valore artigiano, che significa creatività, unicità, bellezza, qualità, personalizzazione, cura maniacale del particolare. Tutte cose oggi che la clientela di tutto il mondo apprezza, per cui noi ci sentiamo a pieno titolo anche i veri valorizzatori del Made in Italy, i veri ambasciatori. Ambasciatori di maestrie e competenze che si tramandano di generazione in generazione, e ne sa qualcosa Stefano Dalmaso, nuovo maestro artigiano Regione del Veneto, plaudito insieme al papalino. Beh, l'emozione tanta, perché avere qui mio papà è stata veramente tanta, e vederlo soprattutto soddisfatto del premio e anche della riconoscenza che ha ricevuto per i suoi 60 anni di attività. E io ne sono orgoglioso, insomma, per questo. È una soddisfazione perché un po' premia il lavoro di più o meno di 25 anni in azienda, soddisfazione personale anche vedere crescere l'azienda, vedere crescere i miei collaboratori, e quindi è veramente un'emozione forte. Passaggio generazionale che parte da lontano e che arriva oggi a riconoscere anche giovani e appassionati maestri artigiani. Diciamo che è iniziato tutto dal nonno e dal papà e dallo zio, e poi siamo entrati io e mio fratello in azienda e negli ultimi anni abbiamo dovuto evolverci e passare alla parte di digitalizzazione dell'azienda e siamo riusciti un passo alla volta ad arrivare a un buon punto, ma che non è un traguardo ma è un cammino, diciamo.